ho sentito un sparo è ieri sera o l'altra sera. È sabato sera. Ma siccome sparano tante volte sulle macchine, noi pensiamo che siano i ragazzi che buttano quelle affari lì, sa quando si divertono. Sì, ho sentito sparo e basta. Spari quanti? È uno, pensavo fosse un petardo, sinceramente. Alcuni residenti di Piazzale Foscari a Marghera dicono di aver sentito uno sparo sabato sera, ma di averlo confuso con un petardo. Invece sembra proprio che una volta allontanati i banditi abbiano sparato, forse a vuoto. Erano circa le 22:50 quando hanno fatto irruzione nel centro scommesse Sisal, a poco dalla chiusura. I due avevano il volto coperto da passamontagna. Hanno minacciato le due commesse e i pochi clienti presenti, con quelli che sono sembrati ai testimoni dei fucili. Volevano l'incasso della giornata e di fronte alle richieste le commesse non hanno potuto fare altro che consegnarlo, 15.000 euro in tutto. Dopodiché hanno fatto dietro front e si sono dileguati per le strade limitrofe, forse a piedi. Al setaccio dei carabinieri le telecamere di sorveglianza della zona, ma intanto tra i residenti cresce la paura. C'è un po' di violenza comunque. Le strade non sono sicure, non come una volta comunque. Ma bisogna che porta via i skate. Perché si va a mangiare, dove c'è chi va? A lavorare, non che ne? Oppure noi voi, non lo so, ma se più che non che ne. Spaventa sia per chi magari è solito andare a fare questi giochi, sia anche magari chi abita vicino, perché si vive sempre sul chi va là, insomma, soprattutto dopo quello che è successo. Infatti.